amici di Bella Sicilia, siamo con Nunzio, una grande passione verso la musica. Buongiorno. Buongiorno. Parlaci degli strumenti che hai tra le mani. Allora, questo è il frescaletto siciliano, diciamo è caratteristico della nostra regione. Li fa mio padre, li realizza, sono in canna, quello classico, però lui li fa anche in legno, che può essere legno di ulivo piuttosto che di castagno, pera, nespolo, questi legni qua. Sono strumenti ovviamente realizzati a mano. Ci sono anche quelli che sono in plastica, ecco, però diciamo l'effetto di questi strumenti che giustamente vengono fatti con materiale naturale e soprattutto sono artigianali è diverso da quelli... Il suono è completamente Esatto, diverso. il suono è completamente diverso. E poi abbiamo l'organetto, diciamo sono uno dei pochi che lo suona in Sicilia, ecco, è uno strumento che ha innanzitutto la particolarità sia a destra che a sinistra di fare due note per ogni tasto, una a chiudere e una ad aprire. E, come dicevo prima, non è uno strumento diciamo molto noto in Sicilia, sono uno dei pochi che lo suona perché diciamo si trovano più nel Salento, nella Campania, questi tipi di strumenti qua, però diciamo mi sono avvicinato a questo strumento pure perché sui social ecco, si sente tanto suonare e sinceramente diciamo, per esempio per le tarantelle diciamo, è molto più indicato rispetto alla fisarmonica perché tiene un ritmo molto più vivace, diciamo. E noi adesso ascolteremo il suono di questo flauto, il suono di questo flauto ed il suono dell'organetto. Quindi iniziamo con il suono del flauto. Complimenti, bravissimo! A incantare tutti i presenti. Questo era quello realizzato con la canna. Proviamo il suono di quello realizzato con il legno. Intanto ricordici il tuo nome. Nunzio, Nunzio. Buzzanca. Noi ti facciamo i complimenti. Grazie. Ma come hai imparato? Allora, diciamo che un po' per autodidatta e poi grazie anche a Paolo Borà che diciamo lo conoscono tutti perché vinse la corrida nel 2008 se non mi sbaglio. E ti ha insegnato? Sì, mi ha insegnato diciamo come si suona lo strumento, ecco, la tecnica, le note e tutto quello che c'è da sapere, ecco. E soprattutto tanta passione. Esatto, sì, diciamo che quella me l'ha tramandata pure. Quanti anni hai? 19. 19 anni e già Sì. sai suonare così bene questo strumento. Abbiamo visto Grazie. quindi quello in canna, adesso sentiamo Sì. il suono di quest'altro.
Complimenti davvero. Grazie, grazie. E l'applauso da parte di tutti gli amici di Bella Sicilia che hanno visto il video e ti fanno tanti complimenti Grazie per la mille. tua passione. Qual è il tuo sogno per il futuro? Diciamo diventare professore di fisarmonica. Però tuo sogno è coltivare, quello? sì, diciamo che sono ecco, un bel po' di strumenti, però ecco, l'obiettivo è la fisarmonica, per ora. Poi vediamo cosa mi riserverà il futuro. Ed abbiamo ascoltato il suono del flauto e adesso, prima di ascoltare, di udire questa melodia, parliamo di questo strumento. Da cosa è composto? Ci parli di queste... Ce lo descrivi? Ok, allora è uno strumento a bottoni, cioè differentemente dalla fisarmonica a tastiera, a pianoforte, ecco, ha questi bottoncini, sia a destra che a sinistra. Ha un mantice ovviamente, come la fisarmonica è l'anima dello strumento, perché senza aria non suonerebbe. E poi diciamo abbiamo due voci, che è il master, la voce più potente, e poi diciamo quella più delicata, Questo a cosa serve? per cambiare appunto la voce, il timbro del suono. E poi vi troviamo anche la particolarità, si chiama organetto diatonico proprio perché ogni tasto, sia a destra che a sinistra, ad aprire fa un suono e a chiudere un altro. Mentre questi 4 tasti? Questi sono i bassi di accompagnamento, fare valzer, tarantelle, ecco. E anche questi hanno un suono diverso da aprire e chiudere. Quanto tempo occorre per imparare a suonare questo strumento? E più che altro è imparare le note, perché come ho detto prima ad aprire ne fa uno e chiudere un altro ogni tasto, quindi memorizzarle. Vabbè, a me è venuto un po' naturale perché comunque suono la fisarmonica, quindi è molto simile, però diciamo che è uno strumento abbastanza facile, ecco. Cosa ci farai ascoltare? È una tarantella. Prego! Ed un grande applauso, complimenti per questo grande momento di allegria, per questa grande passione. Ripetiamo il tuo nome? Nunzio. Nunzio, è stato un grande piacere. Complimenti, in bocca al lupo per il tuo Grazie mille. futuro. E alla prossima! Alla prossima.